cordiale benvenuto a tutti in questa giornata, possiamo dire assolata, per questo momento particolare. Mi è gradito ringraziarvi tutti di essere qui oggi, dal sindaco Antonio Miatto per la sua presenza e tutta la giunta comunale che è con lui, i consiglieri comunali, che ringrazio anche loro per essere con noi, il consigliere regionale Giampiero Possamai, i già sindaci di Vittorio Veneto Mario Botteon, Giancarlo Scottà, Roberto Tonon e Toni Darè, e anche un saluto particolare a Giuseppe Maso, già vice sindaco del Comune di Vittorio Veneto. E naturalmente un grazie anche ai miei predecessori che oggi sono qui come amministratori della Vittorio Veneto Servizi, Giorgio La Giustina e Giovanni Braido. Un grazie e un saluto particolare alle autorità militari e forze dell'ordine che quest'oggi sono qui con noi per festeggiare questo evento. Un grazie a tutti i collaboratori, alle società che hanno reso possibile la realizzazione con la loro fornitura della nuova farmacia di Costa. Adesso vorrei cedere la parola al sindaco Antonio Miatto per un saluto. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa splendida giornata, sia dal punto di vista meteorologico che per un significato importante che assume per la nostra città. Si conclude oggi con questa inaugurazione un lungo percorso che ha portato alla nostra entità di cui siamo soci unici come amministrazione comunale a completare l'acquisizione di tutti i suoi punti vendita. È un ottimo risultato e questo grazie sia alla prestanza commerciale della Vittorio Veneto Servizi che anche alla continuità che per molti anni tutte le amministrazioni hanno mantenuto la linea di appoggio a questa nostra realtà, dando a me, senza merito, la facoltà di raggiungere questo risultato e di presentarlo alla città. Sì, prestanza commerciale, però al di là di questo aspetto, peraltro importante, bisogna anche riconoscere il valore sociale che è sempre stato espresso da questa nostra realtà. L'abbiamo visto con il Covid, l'abbiamo visto con un insieme di servizi non normalmente espressi da farmacie sulla città. Abbiamo visto come il frutto di questo lavoro c'è stato elargito sempre con finalità sociali, da ultimo per l'esecuzione, per l'inizio, per l'avvio dell'esecuzione del grande piano PEBA che ci apprestiamo ad affrontare per risolvere anche quella, chiamiamola pure, piaga che da sempre appesantisce la vita di coloro che hanno qualche difficoltà a muoversi in città, e quindi io non posso che ringraziare l'amministratore unico, ringraziare prima tutti i sindaci presenti e ringraziare le amministrazioni che ci hanno preceduto. L'amministratore unico che ho conosciuto nella sua veste da un anno, abbiamo interloquito sempre fruttuosamente, ho potuto apprezzarne le qualità, e a tutto il personale che prestante commercialmente però si distingue per la gentilezza e per lo spirito di servizio che da sempre ha caratterizzato la Vittorio Veneto Servizi. Quindi un grazie a tutti. Grazie sindaco. Ho ricevuto un messaggio da parte del presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, che vi leggo. Pregiatissimo dottor Biz, nel ringraziarla nel gentile invito mi dispiace comunicarle che non sarà possibile partecipare all'inaugurazione della nuova sede della farmacia comunale a causa di concomitanti impegni istituzionali. La tutela della salute dei nostri cittadini è una questione di primaria importanza, è un diritto sancito dalla Costituzione. La vostra realtà imprenditoriale rappresenta quell'integrazione socio-sanitaria che è una best practice nella nostra regione, che coadiuva il nostro sistema sanitario nell'assicurare ai cittadini migliori servizi anche in ambito farmaceutico. Fare rete è quindi fondamentale e nei difficili mesi scorsi si è visto quanto abbia contato proprio l'essere squadra unita e coesa. Nell'augurare buon lavoro a lei e al suo staff desidero porgere i cordiali saluti a tutti i presenti. Dottor Luca Zaia. Bene.
questo momento, come dicevo, particolare che viviamo comunque sul campo, e quindi è giusto che adesso una parola spetti a chi è sul campo, e in questo momento parliamo della direttrice di Cristina Valeri, che di fatto rappresenta anche tutto lo staff di Costa, a cui cedo il microfono per un saluto. Sarò veloce. Innanzitutto grazie a tutti per essere qui. Non vi nascondo l'emozione perché sono direttrice da 13 anni di questa farmacia e da sempre ne abbiamo sentito un po' tutti parlare, quindi un sogno che si realizza per noi che ci lavoriamo, ma anche per i cittadini di Vittorio Veneto e per la comunità di Costa in particolare. Ringrazio comunque il sindaco e anche il nostro amministratore Roberto Bitz, perché comunque hanno creduto in questo progetto. Con Roberto in particolare abbiamo seguito tutta la fase progettuale, che a volte non è stata facile. Mi ha supportato e anche sopportato, perché a volte ci sono state delle scelte non semplici da prendere in corso d'opera. Comunque ce l'abbiamo fatta. Un grazie di cuore va a tutto il mio staff, che mi piacerebbe che comunque ci raggiungessimo qui un po' più vicini, nonostante il distanziamento cui siamo tenuti a rispettare, perché è stata una settimana davvero molto molto impegnativa. Vi posso garantire che lunedì e martedì non sapevo se saremmo riusciti oggi ad essere qui, però noi ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo tutta l'anima, ci siamo veramente sostenuti a vicenda e abbiamo fatto un gioco di squadra non indifferente, quindi questo prova ancora maggiore che siamo un team che, se ve l'abbiamo dimostrato con la nostra professionalità, come mi auguro sia stato fino adesso, in questa settimana veramente è venuto fuori proprio, siamo una famiglia e forse lo dimostriamo e speriamo di continuare così. A voi dico grazie ancora, avremo sicuramente una struttura più bella adesso per accogliervi, e chiudo semplicemente con un piccolo slogan che troverete anche su un piccolo omaggio che poi vi sarà dato sotto il logo che già avevo disegnato: ieri, oggi e domani insieme per coltivare la vostra salute. Simbolicamente una piantina a rappresentare proprio la vita nostra e vostra, quindi così come per tenere in salute una pianta abbiamo bisogno di tante cure e attenzioni, noi ecco ce la metteremo tutta anche adesso per tenere in salute la vostra vita, con professionalità e comunque con dedizione e passione. Grazie ancora di cuore a tutti. Grazie. Bene, adesso mi lascerete qualche momento, qualche parola, spetta anche all'amministratore, volevo dirlo in questo contesto, ringraziando ancora voi tutti che siete qui quest'oggi, perché per me, credo per la città tutta, sia un momento importante, perché questo che ci apprestiamo a inaugurare è un progetto che parla di Vittorio Veneto Servizi, perché in questo caso parliamo di una struttura che adesso conta 400 metri quadri, dove prima avevamo un'area espositiva che era minimo solo di 100 metri quadri. Quindi questo sta a dire quanto questo investimento sia il frutto di un lungo lavoro, come ha detto anche Cristina, fatto con tanta dedizione da tutto il team che ci ha supportato in questo periodo. Mi permetto di riassumere in alcuni concetti sostanziali quello che è, perché questo è il frutto di uno dei lavori di questi 5 anni che io, di quasi 5 anni mi trovo alla Vittorio Veneto Servizi. E c'è un tema che io dico oggi, che è il primo, che è importante, che è la fierezza. Da vittoriesi dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo. Spesso da vittoriese abbiamo l'abitudine di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, però in certi momenti dobbiamo, anche per essere consapevoli di quello che abbiamo, fermarci un attimo e essere contenti di quello che stiamo facendo. Vittorio Veneto Servizi, più volte io la definisco la cassaforte della città. La definisco come tale perché, oltre alla funzione sociale per la quale è nata, negli anni realizza margini. Chiaramente io sono una persona dei numeri e è giusto che segua i numeri, ma questi numeri non sono così non sono insapore, hanno il sapore che poi possono arrivare alle casse del Comune di Vittorio Veneto, e poi giustamente, come è normale che sia, la politica decide e li amministra in modo da garantire alla città un livello migliore di vita. E quindi dobbiamo essere fieri, perché in realtà come Vittorio Veneto Servizi nel nostro Interland ne esistono ben poche, e con certe situazioni assolutamente siamo incomparabili. Quindi oggi godiamoci, siamo vittoriesi fino in fondo, i vittoriesi, e siamo orgogliosi da questo punto di vista. La parola, il concetto che viene subito dopo
che va un po' in antitesi, è l'umiltà. È una caratteristica che io ai miei collaboratori ne parlo sempre, però l'umiltà è quello che ci permette di capire sempre, ogni volta, che quello dove siamo non è certo e quello di cui disponiamo non è sicuro che ci sia domani mattina. Quindi bisogna essere sempre consapevoli delle proprie forze e delle proprie capacità per andare oltre. C'è una bellissima frase di Sergio Marchionne che parla proprio di questo tema e dice: noi saremo come la musica, improvviseremo, saremo umili, discuteremo, impavidi, ma non finiremo mai nella mediocrità, perché quando si ragiona così è impossibile diventare dei mediocri. Quindi questo atteggiamento che in Vittorio Veneto Servizi in questi anni è sviluppato e c'è insito in questa società, c'è questa volontà di andare oltre. E poi un altro tema che non ci è mancato e che comunque io spingo sempre perché ci sia sempre è il coraggio. Il coraggio, c'è un Mario Draghi, raccontando di suo padre, parla sempre di una statua che visitò in Germania, in cui c'era in una piazza e diceva: se hai perso un affare, hai perso i soldi, ma non hai perso nulla. Se hai perso l'onore, non hai perso nulla, ti potrai rifare con il prossimo, con un'azione eroica. Però se hai perso il coraggio, hai perso tutto. E quindi quello che non ci deve mai mancare, è anche uno stimolo che lancio a tutti i collaboratori, a Vittorio Veneto Servizi, è di essere coraggiosi, perché come dicevo, oggi inauguriamo, il 7 si apre, ma l'8 mattina dobbiamo già pensare a qualcos'altro, perché noi abbiamo cose nuove a cui pensare, perché se ci fermiamo, chi si ferma è perduto, quindi dobbiamo proseguire in questo. E l'ultimo è il concetto del team, della squadra, che Cristina sa benissimo quanto ci tenga, e l'ha fatto anche il fatto di aver fatto venire qui anche tutto lo staff, l'ho capito fino in fondo. È legato alla squadra. Un allenatore senza i suoi giocatori non sarebbe assolutamente nulla. Io come amministratore senza un gruppo alle mie spalle non sarei nulla se non avessi delle persone con cui interagire e lavorare alla Vittorio Veneto Servizi. Però in questo dico sempre: nel fare gruppo c'è sempre un problema di solito, che c'è la competitività. La competitività è importante, ma non deve mai minare quelli che sono gli elementi sostanziali del nostro lavoro. E questo deriva da un tema che è la scelta. Dobbiamo sempre ricordarci che non è colpa degli altri se qualcosa non va bene, se c'è qualche problema. Bertolt Brecht, in una poesia a Chi esita, proprio in una persona che in un momento di grande difficoltà diceva, era arrabbiato perché non riusciva, perché non vedeva la luce, diceva: dici bene alla fine, dovremmo fare questo. Però alla fine concludeva questa poesia dicendo: non aspettarti altra risposta oltre alla tua. Quindi è compito nostro, è compito di ciascuno di noi, se vogliamo migliorare qualcosa, metterci del nostro. Questo vale per la Vittorio Veneto Servizi, ma vale per qualsiasi cittadino normale della città. Deve metterci ogni volta del suo. Ecco, io volevo un po' unire quelli che sono i concetti fondamentali che hanno portato anche a questo risultato. Permettetemi alcuni ringraziamenti particolari che vorrei fare. Il primo lo voglio fare, è un ringraziamento particolare, lo voglio fare al già sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonò, perché nel 2016 mi ha dato l'opportunità di mettermi in gioco, di fare l'amministratore del Vittorio Veneto Servizi, e grazie alla sua fiducia oggi sono qui e posso, dico la verità, godermi questo risultato alla fine, posso godermelo anch'io, e quindi un grazie particolare per la fiducia e per il dialogo degli anni. Il secondo lo devo a Antonio Miatto, il sindaco, che ho conosciuto dal punto di vista amministrativo l'anno scorso, ma ci conosciamo da ben vecchia data, perché con dialogo costruttivo in questo oltre anno di amministrazione abbiamo lavorato assieme, ci siamo confrontati e quindi devo un grazie, perché una cosa che non è mai scontata è la fiducia, e quando c'è la fiducia c'è tutto. Un grazie poi lo voglio fare a Cristina Valeri e a tutto lo staff di Costa. Sono stati bravissimi, sono stati impeccabili, questa settimana ci sono dati molto da fare. Io e Cristina alle volte abbiamo un carattere vulcanico, ci siamo scontrati, non lo nego, anche perché alle volte è difficile non scontrarsi con me, però alla fine abbiamo sempre trovato la quadra giusta e abbiamo lavorato assieme.
A questo aggiungo un grazie anche a tutti gli altri collaboratori delle altre farmacie. Qui oggi ho Tiziana Gallon della farmacia, la direttrice farmacia del centro, e Luisello Micciolo della farmacia di San Giacomo. Gli altri collaboratori sono chiaramente in farmacia, ma io li ringrazio tutti. Li ringrazio perché, devo essere onesto, a volte non è facile lavorare con me ne rendo conto, pretendo tanto dalle persone. Però glielo voglio dire, questo è un grazie pubblico, ma se lo faccio è perché io sono convinto che le persone che ho di fronte sono in grado di fare. Se non pretendessi vuol dire che le persone che ho di fronte non sono in grado di fare. Quindi un grazie naturalmente a tutto lo staff, e permettetemi un ultimo grazie, è un grazie un po' più particolare. È un grazie di questi anni che va alle persone che mi sono sempre vicine e che hanno sopportato Roberto Biz amministratore, Roberto Biz imprenditore, manager, quando le cose non andavano per il verso giusto, oppure quando c'erano scelte importanti da fare, persone silenziose al proprio fianco, che il coraggio non mi è mai mancato, ma anche il coraggio in certi momenti ha bisogno anche un po' di pausa. Quindi voglio fare un grazie particolare a Mara, Paolo e Pietro, la mia famiglia, che mi hanno sempre supportato in questo percorso che oggi raggiunge un traguardo. Io dico sempre, non è la fine è un passaggio questo. Il traguardo lo transiterò il prossimo anno a maggio, e quindi adesso bisogna ancora pedalare. Oggi però ci godiamo questa giornata. Grazie a tutti. Bene, allora adesso io chiamerei Don Marco per la benedizione, poi facciamo il taglio del nastro. Buongiorno a tutti, sono Don Marco, parroco di Costa, porto anche i saluti e la benedizione del Vescovo. Chiedono la benedizione di questa farmacia. Di per sé il bene è già benedetto, anche senza tanta acqua santa. Mi chiedo, aprire una nuova farmacia, o meglio inaugurare una sede nuova e ampliata di una farmacia, è un bene, è una cosa buona? Io dico senz'altro di sì. Oggi purtroppo sono un po' di moda a volte delle intemerate contro le industrie farmaceutiche, contro i vaccini, contro la medicina convenzionale, ma io dico ringraziamo il Signore che quando stiamo male, da un semplice banale mal di testa a patologie purtroppo ben più gravi, possiamo rivolgerci a persone competenti, a medici, farmacisti, e anzi preghiamo il Signore perché progredisca sempre di più la scienza medica e che si trovino cure per malattie che oggi purtroppo non lasciano molto scampo. Per carità, senza nulla togliere ai rimedi della nonna, ma non ripiangiamo i tempi in cui si curavano i malati con i pannicelli caldi. Quindi preghiamo il Signore per i farmaci che possano sempre più essere all'altezza, preghiamo soprattutto il Signore per i farmacisti e per tutti quelli che operano in questo settore. Ecco, anche loro erano in prima linea durante le fasi più incandescenti dell'emergenza coronavirus e anche loro hanno pagato il loro tributo di vite umane. Allora che il Signore davvero benedica e protegga i farmacisti e tutti quelli che lavorano in questo settore. Il Signore sia con voi. O Dio, creatore e padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedicono quanti usufruiscono come esercenti o clienti di questo servizio di farmacia. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società e il benessere delle persone. Per Cristo nostro Signore. E per l'intercessione di San Giovanni Leonardi, patrono dei farmacisti,
scenda su questo ambiente e soprattutto sulle persone che lo frequenteranno come lavoratori o come clienti, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E siamo anche ai piedi della Madonna della Salute, ecco, più che mai indicata. Ecco, invochiamo anche la sua protezione, la sua assistenza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Salute dei malati, prega per noi. E grazie. Grazie Don Marco. Allora adesso ci prepariamo per l'inaugurazione, per il taglio del nastro. Intanto volevo cogliere un particolare ringraziamento, se non fosse passato sommesso, un grazie a tutti che ci hanno seguito. Parlo dello studio tecnico, lo studio Segat, l'impresa Masette che è stata la capocommessa di questa gestione della realizzazione della nuova farmacia, e tutti i collaboratori che si sono spesi all'interno dei locali, tenendo presente il periodo del lockdown che ci ha tenuto fermi. Sono stati bravissimi e anche veloci, quindi un applauso ancora, un grazie per il loro prezioso contributo. Bene, io direi che adesso possiamo procedere al taglio del nastro. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso a piccoli gruppi, sapete perché c'è il discorso del Covid, se volete fare una visita alla farmacia. Grazie ancora a voi, vi aspetto naturalmente, rimanete qui con noi fino alla conclusione. Grazie e buona giornata.